Grazie, buongiorno a tutti. Bentrovati, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo anche in diretta. Passerei subito al bollettino per poi passare ovviamente a alcune informazioni e alle domande. Il bollettino sono 474.912 tamponi e sono esattamente 11.219 in più rispetto a ieri. Il numero dei positivi è di 18.845, abbiamo una crescita di una trentina, più 32, peraltro vedete che ogni giorno 25, 30 sono questi, quindi fondamentalmente abbiamo, se volessimo proprio fare un parallelo, cioè fare un'analisi diciamo in parallelo su 11.000 tamponi abbiamo 32 positivi. I casi di isolamento sono 4.436, meno 76, vedete continua a calare. Scusate. Le persone ricoverate sono 685, positivi 342, negativi 281, quindi 685 persone. E fondamentalmente quasi la metà sono negativi. Le persone in terapia intensiva calano ancora in maniera drastica, siamo a 62, delle quali 26 sono positive e 36 negative, 62 meno 7. Peraltro porteremo sabato o domenica i dati di partenza del 3 di maggio e vediamo anche i dati di queste ormai 2 settimane di apertura. I dimessi sono 3.105, aumentano di 25 unità. I morti in ospedale sono 1.290 e i morti in totale sono 1.743, dopo avete tutto nel bollettino. I nati sono 92. Questo bollettino di oggi, come vedete il trend è in calo, si conferma in calo e cominciano a essere un bel po' di giorni anche dall'apertura del 4 di maggio, perché oggi è il giorno 14, quindi siamo a 10 giorni. E voi sapete che il range che ci eravamo dati per le considerazioni erano 8-10 giorni per casi di reinfezione o di nuovi contagi. Oggettivamente stanno calando drasticamente i ricoveri, calano le terapie intensive in maniera vistosa e peraltro abbiamo le negativizzazioni in ospedale, altro aspetto che è bene sottolineare, cioè pazienti ricoverati positivi che durante le cure si sono anche negativizzati. Sono passati 10 giorni e per cui volevo sottolineare questo aspetto, nel senso che se la preoccupazione era quella della reinfezione con l'apertura e quindi con la liberazione, fra virgolette, del 1.200.020 di lunedì 4 maggio, ad oggi non abbiamo contezza e non abbiamo assolutamente nessun segnale di casi di piccoli focolai, microfocolai o quant'altro. Vi ricordo che anche oggi abbiamo più 32 positivi, ma a tutt'oggi rientrano diciamo, nello screening e quindi nella ordinarietà di quello che è diciamo, l'epidemiologia riferita a questo virus. Resta il fatto che il virus è presente nel territorio, perché quando tu trovi anche un solo cittadino positivo vuol dire che il virus c'è. È fondamentale, ripeto, utilizzare per bene i dispositivi che sono la vera salvaguardia. E dopo vi resto a disposizione per le domande e anche per darvi altre informazioni. Ci tengo a fare gli auguri a una signora che oggi compie 100 anni, che è Broetto Giuseppina di Cadone, che fa 100 anni, quindi le facciamo gli auguri. Dice che purtroppo non può festeggiare come vorrebbe lei il compleanno, ma le facciamo gli auguri. E poi i bimbi che continuano a scrivere. Addirittura c'è un bimbo che ci ha scritto tra i tanti, perché adesso i bimbi fanno due cose: mandano disegni per la mostra, e questa è una roba straordinaria, molti disegni, molti lavori, e devo anche dire che questa mattina ho sentito
Giuliano Martini, il sindaco di Vo, e si è candidato ad ospitare la mostra, quindi penso che sia il minimo che la mostra debba passare per Vo. Ricordo che noi stiamo anche raccogliendo tutte le foto fatte da un fotografo professionista del mondo della sanità durante questa emergenza e quindi mandano i disegni per la mostra, ma ricordiamolo, ringrazio i bimbi, siamo sommersi da letterine con invio di soldi. Anche questa mattina una cinquantina li verseremo tutti, poi manderemo, se i bimbi ci mandano versamenti, ci mandino anche l'indirizzo, sostanzialmente tutti lo scrivono, in modo tale che poi diamo anche un riscontro con la ricevuta e quindi con l'avvenuto versamento. Arriva 1 euro, 2 euro, 5 euro, insomma sono versamenti da rottura di salvadanaio, per cui bene, grazie. Poi c'è un bimbo che, Reboli Lorenzo, che ci manda un bel disegno e manda anche, è figlio di gestori di giostre e Luna Park, ci manda anche l'abbonamento da mettere a disposizione per il Twister, che sta giostra, quindi grazie anche a Lorenzo. E poi altri bimbi, guardate, questa sono 2 fratellini, Eva Marcon e Alex Marcon di 11 anni, eccoli qua, hanno fatto 2 disegni, fra l'altro sono molto creativi, bravi sti bimbi, verrà fuori una bella mostra. E sempre sulle donazioni voglio ricordare che siamo a 37.844 donatori, 37.844 donatori, per un totale di 57.290.000 euro, quindi sta crescendo ancora, grazie a tutti. C'è poi Caneva World, l'amministratore delegato Fabio Amicale, che dona 1.000 biglietti di ingresso al Caneva World quando si aprirà, e quindi sarà un'occasione per darlo magari ai bimbi del Veneto, troveremo un'occasione per mandare avanti questo. E poi abbiamo altre 2 informazioni, poi passo alle domande. C'è una bimba che si chiama Vittoria Cietto di 9 anni e il fratello, hanno fatto dei disegni sempre il fratello Francesco, lo dico perché è una roba simpatica, e ci hanno mandato questi disegni, scusate, poi vi spiego perché ve li faccio vedere. E scrive di salutare Chiara, la disegnata, e vuol fare anche lei il linguaggio dei segni e diventare una professionista per il linguaggio dei segni, quindi c'è un aspirante collega di Chiara, Vittoria Cietto, quindi ha fatto anche i disegni. Ha detto che ha deciso, vedendo lei, Chiara, ho deciso che vorrò anch'io impararlo, quindi abbiamo anche creato un nuovo posto di lavoro, dai, mettiamola così. E poi il club della Lambretta che ci ha versato 500 euro, ringraziamo anche loro. E io passerei lo spazio alle domande, così evito di dirvi cose che poi voi mi chiedete. Prego. Allora, Denaro, Salmaso, no, ma anche loro. Rai, andiamo con ordine, se no poi vi restate in piedi. Emiliano, Bone, quando sarà? Presidente, Denaro, Salmaso. i dati sui contagi sono sostanzialmente, diciamo, in curva, diciamo, mentre se non ricordo male avevamo anche un altro dato importante che è quello delle morti. Sì. Da tenere sotto controllo. Dovevamo arrivare a morti zero attorno al 15, mi sembrava di aver capito da un'altra conferenza stampa. Ieri sono stati 22 e probabilmente gran parte ancora nelle strutture per anziani. Come ce lo spieghiamo questo dato? Ma ce lo spieghiamo che noi innanzitutto dobbiamo ricordare che nelle terapie intensive abbiamo pazienti che sono presenti, e comunque i pazienti problematici anche nelle infettive e nelle subintensive sono pazienti presenti da 3-4 settimane, e quindi i casi limite ovviamente li stiamo ancora scontando su questo fronte. Vi dirò che continua lo screening nelle case di riposo, di fatto è
in progress e non si è mai interrotto, visto e considerato che abbiamo come obiettivo ogni 20 giorni ritestare tutte le case di riposo. Vuol dire per noi 30.000 ospiti e 30.000 operatori più o meno, ai quali si aggiungono i 54.000 dipendenti della sanità che testiamo ogni 10 giorni per quelli in prima linea, malattie infettive, intensive eccetera, e poi gli altri alla volta dei 20 giorni. Quindi è riferito a pazienti che abbiamo. Sì, quindi è un'onda lunga, diciamo. Non abbiamo nuovi focolai. Niente. E un'altra domanda che mi arriva da telespettatori è proprio quella: quando i familiari riusciranno ad accedere alle strutture per anziani, perché stanno vivendo malissimo. L'assessore ha incontrato... Sì, l'assessore ha già sentito l'associazione, mi diceva l'incontra oggi. C'è un protocollo, è un'emergenza quella. Guardate, noi abbiamo due problemi sulle case di riposo: le visite e quindi riaprire, e capite che in luoghi così delicati, voglio ricordare che le case di riposo sono state oggetto del primo provvedimento con la prima ordinanza, eravamo al 23 di febbraio, una roba del genere, dopodiché si hanno mandati avanti in maniera sempre più restrittiva fino a chiuderle, e che deve essere stata l'ordinanza del 10 marzo, se non ricordo male. Ovvio, bisogna riaprire, e dall'altro l'altra emergenza è quella delle nuove prese in carico. Cioè, voglio ricordarvi che dal 21 febbraio 23 febbraio tutte le case di riposo non hanno più preso in carico nuovi ospiti, e quindi l'altro fronte è questo. E considerate che ci sono delle liste d'attesa, noi l'abbiamo fatto a tutela, questo diciamo provvedimento di sanità pubblica l'abbiamo fatto a tutela degli ospiti. Avevamo fin da subito coscienza del fatto che fosse un ambiente delicato e problematico, e lo si è visto poi con i focolai che sono partiti. Quindi non ci sono ancora tempi, diciamo, di... Ma io spero nel breve, perché c'è questo incontro, il protocollo per accedervi c'è già. Considerate che poi tutto viene rimesso nelle mani delle gestioni delle case di riposo, perché se una casa di riposo in via di autotutela decide di continuare a tenere chiuso, è bene che io ricordi, anche se ormai lo sapete meglio di me, che il 75% delle case di riposo del Veneto ha contagi zero. È immune. Giustamente qualche gestore dice: sono immune, però se mi portano il virus da fuori non sono più immune. Siccome c'è anche una responsabilità oggettiva da parte della gestione, noi possiamo dare delle linee guida, ma poi è giusto che la gestione decida autonomamente se applicarle o no, rispetto alle aperture. Grazie. Prego. Presidente, pare di capire che sulla base dei parametri a cui faceva riferimento lei, cioè l'algoritmo del Ministro Speranza, messo a punto dai tecnici del Ministro Speranza, che prevedeva appunto questi 10 giorni di tempo, stia dando dei risultati positivi, nel senso che tutti gli indicatori fanno capire che il Veneto ha rispettato i coefficienti indicati dal Ministero. Ecco, questo può significare per noi la possibilità di avere ulteriori, definiamoli così, forse con un termine improprio, allentamenti o procedure più veloci rispetto ad altre regioni? Questa è la prima cosa. Glielo chiedo in relazione al fatto che pare che il governo voglia far aprire le strutture sportive dal 25, mentre è possibile farle già partire dal 18. Poi ieri sera il ministro Boccia dovrebbe aver trasmesso a tutte le regioni le linee guida dell'INAIL. Ecco, a tale proposito, cosa ci possiamo aspettare? La nuova ordinanza del Premier Conte e poi quella del Veneto, oppure ci può già anticipare qualcosa fin da oggi, insomma? Ma guarda, ti dico, sulle linee guida noi abbiamo il massimo rispetto per il lavoro che ha fatto l'INAIL, cioè l'INAIL fa il suo mestiere e noi facciamo il nostro. Le linee guida dell'INAIL in alcuni contesti, in certi comparti, sono inapplicabili, o meglio si applicano ma non si apre. Il tema della spiaggia è uno di questi, il tema dei ristoranti è un altro tema. Insomma, capite che sono linee guida molto prudenziali, probabilmente corrette per alcuni contesti nei quali non c'è il controllo, diciamo, di quello che sta accadendo, ma non per noi. Non è un gioco a premi, perché tu hai detto noi veneti rispettiamo tutti i parametri, quindi anche l'algoritmo per noi non avrà nessuna efficacia, diciamo, negativa, no? Nel senso che se dovessimo guardare i parametri dell'Istituto Superiore della Sanità e dati del Ministro Speranza, il Veneto può dire tranquillamente che è la regione che può affrontare qualsiasi apertura. Per noi non è un gioco a premi,
Lo dico perché i cittadini non pensino, perché l'algoritmo sta girando bene, che è tutto finito, sia tutto finito. Dico che noi presentiamo due proposte sostanziali. Allora, dall'intesa con il Presidente del Consiglio, la Regione in teoria, secondo quanto abbiamo parlato, dovrebbe poter presentare un'ordinanza dopo l'emissione del DPCM più estensiva rispetto al DPCM, qualora lo creda e voglia farlo la Regione. Noi siamo nelle condizioni di anticipare già che noi chiediamo l'apertura di molte attività, tra le quali, vabbè, è inutile che stia qui a ricordarvelo ancora, tutte le attività commerciali, ma immagino, spero che il DPCM già lo preveda, tutto il tema dei bar e ristoranti, delle parrucchiere, quindi servizi alla persona, però noi chiediamo anche che sì, come Veneto chiederemo, e quindi sto parlando del futuro, chiederemo l'apertura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine. Abbiamo già le linee guida a 360 gradi, linee guida diciamo negoziate, concertate e verificate con le realtà che diciamo detengono interessi, che sono le associazioni di categoria piuttosto che operatori, e anche diciamo interfacciate con quello che magari sono anche altre linee guida a livello di altre regioni. Detto questo, però, ci deve essere da parte del PCM, questa è la parte 2 che dico, da un lato chiediamo l'apertura massima, dall'altro chiediamo che nel DPCM ci sia giuridicamente la previsione e la possibilità per le regioni di applicare in autonomia altre linee guida oltre all'INPS. Se le linee guida INAIL diventano la condizione sine qua non per aprire, a parte il fatto che farebbero un danno a molte attività, ma voglio ricordarvi che nessuno sarà in grado di applicare linee guida alternative. Esiste un decreto che introduce il nuovo principio di contagio sul posto di lavoro, ci sono 29.000 cause di lavoro già in Italia per contagio da coronavirus. Capite che chi è il gestore o chi è l'amministratore che va a intestarsi la responsabilità di chiedere o di non applicare le linee guida INAIL in alternativa alle linee guida diciamo non ufficiali. Quindi deve essere il DPCM che ce lo permette. Sì, non vorrei tediare i colleghi, ma scusate l'autocitazione, ma proprio oggi sui nostri giornali noi abbiamo sentito come dire, la voce dell'INAIL a tale proposito. I contagi ufficiali su base nazionale sono 37.000, 3.300 dei quali in Veneto. Quello che l'INAIL tiene a ribadire, mi scusi se mi permetto di dirlo qua, è che è una procedura d'ufficio che scatta perché mentre nella prima fase della pandemia la malattia veniva considerata, era catalogata all'interno dei parametri INPS, ora invece è stata trasferita in termini tecnici, però non è che parta un'azione penale di rivalsa, come dire, automatica. No, lo fanno direttamente i lavoratori contro il datore di lavoro e se non applichi le linee guida INAIL c'è un vulnus giuridico. Certo, con l'onere della prova a carico di chi avvia. Ovviamente siamo in Italia, no, certo, non siamo a Londra. No, però come dire, l'INAIL teneva a precisare che è una procedura che esiste su base nazionale per qualsiasi altro infortunio e che è stata, come dire, mutuata da altri contagi. Se un infermiere si becca, come dire, l'HIV con una puntura, è la stessa procedura. Ma è un rischio professionale quello dell'infermiere, capito? Ma uno che va, che so, in un'azienda che produce vetrate piuttosto che Fincantieri, adesso cito Fincantieri, mi si perdonerà, un'industria navale piuttosto che altro, che c'è un contagio da Covid, capite che non è rischio professionale, nel senso che oggi sì c'è perché c'è un decreto che lo prevede, prima era solo per l'infermiere. Però vorrei aggiungere una cosa. Bene tutte queste riflessioni dell'INAIL, però resta un problema che se il DPCM legherà le aperture e l'applicazione delle linee guida dell'INAIL, siamo fermi lì, primo. Secondo, c'è un tema nel merito. Le linee guida INAIL non è che sono state fatte con un'analisi di laboratorio con il vetrino e il calcolo, cioè sono comunque discrezionali. I metri di distanza da un ombrellone all'altro, piuttosto che tra un tavolo e l'altro nel ristorante, cioè è frutto di
di valutazioni, di tecnici che si sono messi lì, e i nostri tecnici del Dipartimento Prevenzione dicono altre misure. Allora capite che non è proprio vero che è una roba automatica, è molto anche mediata giustamente dall'umanità, no? Da quelli che si sono messi a lavorare. Rai News 24, Emiliano e Parisi. Su questa cosa delle riaperture delle linee guida dell'INAIL, di fatto la vostra linea è quella intanto il metro che era stato indicato all'inizio dall'Istituto Superiore di Sanità, poi quali sono le cose che lei dice sono particolarmente inapplicabili, e a livello di tempi, cioè lei prima ha detto l'ordinanza della Regione potrebbe arrivare dopo il DPCM e potrebbe essere più estensiva, ma non è possibile che un'ordinanza sia più estensiva delle rigide norme imposte dal Lo è legge? sì, Maria, rispetto a questo lo è, perché è previsto dall'intesa verbale che c'è stata l'altra sera in videoconferenza, cioè il governo dice a questo punto noi facciamo un DPCM basic, no, di base, dopodiché le regioni che ritengono di poter aprire di più ci presentino un'ordinanza per aperture in eccesso rispetto a quello che è previsto. E su questo c'è già l'intesa? Sì. Questo è una proposta che ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri alla presenza di tutti i governatori, e si mette in piedi una sorta di autonomia, no, differenziata tra regioni. Dall'altro le linee guida, adesso senza entrare nei particolari, sono linee guida che per certi versi mettono in difficoltà. Pensate al mondo della ristorazione. Ieri abbiamo fatto l'esempio di un ristorante simbolo dell'identità non solo veneta ma italiana e a livello internazionale, Cipriani con l'Aris Bar. Cioè voi se andate lì a applicare le linee guida, penso che Cipriani avrà un tavolo al piano terra e uno al piano superiore, cioè capite? Allora io penso, perché non avere un approccio un po' più, diciamo, mitteleuropeo? Vado a vedere le linee guida della Germania, dell'Austria e di altri paesi che ho visto. Loro danno semplicemente delle indicazioni con delle icone, fanno il segnetto con il metro, cioè dicono stai a distanza di 1 metro, c'è un'altra icona che dice niente più, andate a vedere, niente più contenitore del sale al tavolo ma bustina usa e getta, niente più, altra icona, menù, ma tutto a voce, perché comunque il contatto con le mani c'è, se tu sfogli il menù magari qualcuno ci mette anche un po' di saliva per girare le pagine. Vabbè, è così. Ma gli altri paesi fanno così, non si sono messi a fare le linee INAIL con a distanza di 4 metri tra i tavoli e robe, cioè, all'inizio qualcuno addirittura si avventurava con i separati in plexiglass o altre robe. Oh, c'è il virus, però dobbiamo anche iniziare un periodo di convivenza che non sarà facile, ma non possiamo neanche renderlo impossibile. Però c'è una perplessità a livello nazionale sul fatto che se viene delegata alla Regione poi non c'è omogeneità sul territorio. Cioè lei dice, il Presidente del Consiglio già ci ha detto verbalmente che noi potremo redare un piano, ma ancora tutta questa, diciamo, questo accordo mi sembra... Ma è in lavorazione, cioè considera che è in lavorazione. Poi è altrettanto vero che la proposta che fa il Veneto, ma altri colleghi la condividono, è quella di dire bene, l'alternativa alle linee guida INAIL quale potrebbe essere? Le linee guida del Dipartimento Prevenzione della Sanità della Regione, che è un organo ufficiale che si occupa della salute dei lavoratori, di andare con le spise a fare i controlli eccetera, per cui la sanità è una competenza nostra, diciamo ce la gestiamo come abbiamo sempre gestita fino ad oggi. Del resto pensa solo che il piano di sanità pubblica per il coronavirus non è che ce l'ha mandato Roma dicendoci fai i tamponi, cioè, è un piano della Regione del Veneto. Quindi noi stiamo lavorando sulla base di un piano nostro, non di un piano che ci hanno mandato da Roma.